Sono numeri purtroppo in rapida evoluzione. Gli spazi allestiti in Veneto si riempiono velocemente, l'emergenza si fa più rilevante. Fino ad ora hanno raggiunto l'Italia soprattutto gli ucraini con maggiori disponibilità economiche e spesso con la possibilità di ricongiungersi a familiari già presenti nei nostri territori. Ma nell'immediato futuro lo scenario è destinato a cambiare. Sabato è stata varata un'altra ordinanza per quanto riguarda l'assistenza dei minori, soprattutto dei minori non accompagnati. Noi oggi nei nostri ospedali, ecco questo è un altro dato che posso darvi, abbiamo all'incirca una ventina di persone ricoverate. La maggior parte sono minori, 13 mi sembra 14 sono minori che sono ricoverati tra l'azienda ospedaliera di Padova, di Verona, ma anche in altri ospedali, anche mi sembra nel Veneziano, che hanno bisogno di cure, più qualche adulto. Quindi noi siamo pronti con la macchina sanitaria organizzativa per dare assistenza, cura a tutte le persone che ne hanno bisogno. Sono due al momento i centri di riferimento principali per l'accoglienza dei rifugiati in provincia di Venezia. L'ostello AO di Mestre, già saturo con circa 130 ospiti, e il padiglione Fassina dell'ospedale di Noale, gestito dalla Protezione Civile e seguito dalla Croce Rossa locale, dove sono alloggiate 56 persone che sono però destinate a raddoppiare nel giro di poco tempo. Noi complessivamente tra Comune e Caritas abbiamo più di 250 accoglienze. 120-130 perché poi i numeri si aggiungono di ora in ora sono presso l'ostello AO di Mestre, che è stato messo anche a disposizione della Regione affinché entri nel circuito poi dell'accoglienza regionale, visto che il commissario è la Regione, e abbiamo un tema di accoglienza diffusa tra Caritas e alcune famiglie che complessivamente arrivano a un altro centinaio di persone, quindi numeri importanti a cui si aggiungono i 50 del Fassina che appunto raddoppieranno presto, ma complessivamente anche noi come Comune che abbiamo la titolarità del progetto SPRAR, ex SPRAR ora si chiama SAI, abbiamo già condiviso, insomma abbiamo già approvato il raddoppio dei posti SAI per un'accoglienza di lungo termine. Il SAI offre un'accoglienza più a lungo termine con maggiori sostegni e quindi anche un'integrazione più facile a fine percorso. Da 44 puntiamo ad arrivare a 80.